dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e delle lodi di sabato della quarta settimana di Pasqua, quarta del Salterio. Alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito Santo si manifesti il mistero di Cristo e della Chiesa. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Il Signore veramente risorto, alleluia. Il Signore veramente risorto, alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Il Signore veramente risorto, alleluia. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Il Signore veramente risorto, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore veramente risorto, alleluia. Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce, nasce nel sangue di Cristo, l'aurora di un mondo nuovo. Proclama casa il prodigo, splende la luce al cieco, il ladrone graziato risolve l'antica paura. Gli angeli guardano attoniti il supplizio della croce, da cui l'innocente e il reo salgono uniti al trionfo. Mistero insondabile dell'umana redenzione, ora sopra
sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Il Signore ci ha liberato dalla mano dell'oppressore. Alleluia. Quante volte si ribellarono a Lui nel deserto, lo contristarono in quelle solitudini, sempre di nuovo tentavano Dio, esasperavano il Santo di Israele. Non si ricordavano più della sua mano, del giorno che li aveva liberati dall'oppressore, quando operò in Egitto i suoi prodigi, i suoi portenti nei campi di Tanis. Egli mutò in sangue i loro fiumi e i loro ruscelli perché non bevessero. Mandò tafani a divorarli e rane a molestarli. Diede ai monti il loro raccolto, alle locuste la loro fatica, distrusse con la grandine le loro vigne, i loro sicomori con la prima. Consegnò alla grandine i loro bestiali, ai fulmini i loro greggi. Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e inviò messaggeri di sventure. Diede sfogo alla sua ira, non li risparmiò dalla morte, e diede in preda alla peste la loro vita. Di ogni primogenito in Egitto, nelle tende di Canaan, la primizia del loro vigore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. il Signore ci ha liberato dalla mano dell'oppressore. Alleluia. Dio ci ha condotti alla nostra terra, al monte dove appare la sua santità. Alleluia. Fece partire come gregge il suo popolo e li guidò come branchi nel deserto. Li condusse sicuri e senza paura, e i loro nemici li sommerse in mare. Li fece salire al suo luogo santo, al monte conquistato dalla sua destra. Cacciò davanti a loro i popoli e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo dimorare nelle loro tende le tribù di Israele. Ma ancora lo tentarono, si ribellarono a Dio l'Altissimo, non obbedirono ai suoi comandi. Beati lo tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato, lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso. Al fine ne fu irritato e respinse duramente Israele. Abbandonò la dimora di Sion, la tenda che abitava tra gli uomini. Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e contro la sua eredità si accese l'ira. Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani, le sue vergini non ebbero canti nuziali, i suoi sacerdoti caddero di spada e le loro vedove fecero lamento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
ha condotti alla nostra terra, al monte dove appare la sua santità. Alleluia. Elesse la tribù di Giuda e scelse Davide suo servo per guidare Israele suo popolo. Alleluia. Ma poi il Signore si destò come da un sogno, come un prode assopito dal vino. Colpì alle spalle i suoi nemici, inflisse loro una vergogna eterna. Ripudiò le tende di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. Costruì il suo tempio alto come il cielo e come la terra stabile per sempre. Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore. Lo chiamò dal seguito delle pecore madri per pascere Giacobbe suo popolo, la sua eredità Israele. Fu per loro pastore dal cuore integro e li guidò con mano sapiente. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Elesse la tribù di Giuda e scelse Davide suo servo per guidare Israele suo popolo. Alleluia. Dio ci ha fatto rinascere a una speranza viva. Alleluia. in Cristo risorto dai morti. Alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, è diventata cova di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impure e aborrito, e carcere di ogni bestia immonda e aborrita, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. I re della terra si sono prostituiti con essa, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. Poi udì un'altra voce dal cielo: uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo, e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Pagatele con la sua stessa moneta, restituitele il doppio dei suoi misfatti, versatele doppia misura nella coppa con cui mesceva tutto ciò che ha speso per la sua gloria e il suo lusso. Restituiteglielo in tanto tormento e afflizioni, poiché diceva in cuor suo: io seggo regina, vedova non sono e lusso non vedrò. Per questo in un solo giorno verranno su di lei questi flagelli: morte, lutto e fame. Sarà bruciata dal fuoco, poiché potente Signore Dio che l'ha condannata. I re della terra si sono prostituiti e hanno vissuto nel fasto con essa, piangeranno e si lamenteranno a causa di lei, quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno: guai, guai immensa città, Babilonia possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Anche i mercanti della terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno compera più le loro merci, carichi d'oro,
d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta e di scarlatto, legni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cimomo, amomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. I frutti che ti piacevano tanti, tutto quel lusso e quello splendore sono perduti per te, mai più potranno trovarli. I mercanti divenuti ricchi per essa si terranno a distanza, per dimore dei suoi tormenti, piangendo e gemendo diranno: guai, guai immensa città, tutta mantata di bisso, di porpora e di scarlato, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In un'ora sola è andata dispersa sì grande ricchezza. Tutti i comandanti di navi e l'intera ciurma di naviganti e quanti commerciano per mare se ne stanno a distanza e gridano guardando il fumo del suo incendio. Quale città fu mai assomigliata all'immensa città? Gettandosi sul capo la polvere gridano, piangono e gemono. Guai, guai immensa città, del cui lusso arricchirono quanti avevano navi sul mare. In un'ora sola fu ridotta un deserto. Esulta, o cielo, su di essa, o voi, santi apostoli profeti, perché, condannando Babilonia, Dio vi ha reso giustizia. Uscite da Babilonia, purificatevi voi che portate gli arredi del Signore, perché davanti a voi cammina il Signore. Egli raduna il suo popolo, alleluia. Uscite, popolo mio, da Babilonia, ognuno salvi la sua vita dall'ira ardente del Signore. Egli raduna il suo popolo, alleluia. Dal commento sulla lettera ai Romani di San Cirillo d'Alessandria, Vescovo. In molti formiamo un solo corpo e siamo membra gli uni degli altri, stringendoci Cristo nell'unità con il legame della carità, come sta scritto: Egli è colui che ha fatto di due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era framezzo, abolendo la legge fatta di prescrizioni e di decreti. Bisogna dunque che tutti abbiamo gli stessi sentimenti. Se un membro soffre, tutte le membra ne soffrano, e se un membro viene onorato, tutte le membra gioiscano. Perciò accoglietevi, dice, gli uni gli altri, come Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Ci accoglieremo vicendevolmente se cercheremo di avere gli stessi sentimenti, sopportando l'uno il peso dell'altro e conservando l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Allo stesso modo Dio ha accolto anche noi in Cristo. Infatti è veritiero colui che disse: Dio ha tanto amato il mondo da dare per noi il Figlio suo. Cristo fu sacrificato per la vita di tutti e tutti siamo stati trasferiti dalla morte alla vita e redenti dalla morte e dal peccato. Cristo si è fatto ministro dei circoncisi per dimostrare la fedeltà di Dio. Infatti Dio aveva promesso ai progenitori degli ebrei
che avrebbe benedetto la loro discendenza e l'avrebbe moltiplicata come le stelle del cielo. Per questo Dio, il Verbo che crea e conserva ogni cosa creata e dà a tutti la sua salvezza divina, si fece uomo e apparve visibilmente come tale. Venne in questo mondo nella carne non per farsi servire, ma piuttosto, come dice egli stesso, per servire e dare la sua vita a redenzione di tutti. Asserì con forza di essere venuto appositamente per adempiere le promesse fatte a Israele. Disse infatti: non sono stato mandato se non per le pecore perdute della casa di Israele. Con tutta verità Paolo dice che Cristo fu ministro dei circoncisi per ratificare le promesse fatte ai padri. L'unigenito fu sacrificato da Dio Padre perché i pagani ottenessero misericordia e lo glorificassero come creatore e pastore di tutti, salvatore e redentore. La clemenza superna fu dunque estesa a tutti, anche ai pagani, e così il mistero della sapienza in Cristo non fallì il suo scopo di bontà. Al posto di coloro che erano decaduti fu salvato per la misericordia di Dio il mondo intero. Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce alle genti. Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Alleluia. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Alleluia. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'alba che ci porta e sulla gira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli nemici che mi assaltano. I miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno elegiti e gloriosi, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia e l'unico cielo di giustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
spargerò su di voi un'acqua pura. Alleluia. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre strusure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spargerò su di voi un'acqua pura. Alleluia. Tutto è nostro, noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Alleluia. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia, per mezzo di un uomo che Egli ha destinato, ha designato,
dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Ha salvato la nostra vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Apparirà il Pastore Supremo e riceverete una corona di gloria immortale. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa
Uniti nella preghiera di lode, acclamiamo e invochiamo il Cristo che ci ha rivelato la vita eterna. La sua risurrezione ci colmi di grazia, Signore. Pastore eterno, guarda il tuo popolo che anela a risorgere. Sazialo con la tua parola e con il pane della vita. Non permettere che il tuo gregge sia disgregato da lupi e da mercenari. Fa che proceda sicuro sulla via della salvezza. Tu che cooperi sempre con gli annunziatori del tuo Vangelo e li confermi con i tuoi carismi. Fa che ognuno di noi oggi proclami la tua risurrezione con la coerenza della vita. Sii tu la nostra gioia, che nessuno possa toglierci. Liberaci dalla tristezza del peccato e ravviva in noi il desiderio del cielo. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, perché nati a nuova vita nel battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia d'amare il Figlio tuo, il progetto di grazia sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che dolce l'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te torniamo e per quanti a te corrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella solennità della Pasqua agisci per la salvezza del mondo, continua a elargire alla Chiesa la tua benevolenza, perché fedele ai tuoi comandamenti nella vita presente possa giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con fermezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi Filippo chiede al Signore Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Di vedere il volto di Dio, del Padre creatore, così ci basta. Basta il nostro desiderio profondo di vedere e contemplare l'autore della nostra vita e la radice della nostra esistenza umana. Quindi ancora oggi nel Vangelo il Signore ci mostra lo scopo della Pasqua, della risurrezione del Signore Gesù.
perché risorgendo dalla morte il Figlio di Dio ci apre la porta di vedere, di entrare nella piena visione di Dio. Dio uno e trino, perché ancora oggi insiste molto il Signore Gesù nella sua unità con il Padre. Il Padre è in me, io sono nel Padre. E poi ancora identifica la sua persona quasi alle sue opere, perché opere del Padre, opere dello Spirito Santo soprattutto, perché in potenza dello Spirito Santo ancora i discepoli di Gesù compirà i segni, i prodigi, le opere di Dio che testimoniano veramente la presenza di Dio, la presenza di tutta la Santa Trinità. E credere in Gesù, credere nella Santissima Trinità è sempre si è proposta alla nostra libertà, come nella prima lettura c'è due parti, una parte che accoglie, crede il Vangelo annunciato da Paolo, Barnaba, l'altra parte non ci accoglie, non ci crede. Credo che fino alla morte ci sarà così, però siamo sempre chiamati ad essere e testimoni di Gesù risorto, testimoni della Santissima Trinità. Quindi chiediamo l'intercessione della Vergine Maria dal momento dell'incarnazione, e la Madonna è diventata il primo luogo della rivelazione della Santissima Trinità attraverso l'angelo Gabriele mandato dal Padre, che dice: e tu concepirai il Figlio di Dio. Così lo Spirito Santo scenderà su di te e ti coprirà con le sue ombra. E così la Madonna ci aiuti, perché Madonna è veramente portatrice della Santa Trinità, che ci aiuterà ancora a entrare nel mistero della risurrezione, che ha un unico scopo di vedere il volto di Dio, il nostro Creatore. O Maria, portatrice della Santa Trinità, prega per noi. Conoscere la verità e penetrare nel mistero di Gesù come Figlio del Padre. Con questo desiderio nel cuore, preghiamo insieme dicendo: Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, ascoltaci. Signore, tu sei nel Padre e il Padre è in te. Introduci anche noi nel mistero di questo amore. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Signore, chi vede te, vede il Padre. Rivelaci la presenza amorosa del Padre in ogni avvenimento della vita. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Signore, chi crede in te compirà le tue stesse opere. Aiutaci ad amare del tuo stesso amore, soprattutto i piccoli e gli ultimi. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Dio Padre Onnipotente,
facci diventare tutti strumenti della tua pace, operatori fattivi di giustizia, capaci di perdono e fautori di riconciliazione. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Signore, tu sei presso il Padre per intercedere per noi. Non venga mai meno la nostra fiducia in te. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. O Signore che conosce le profonde aspirazioni del nostro cuore, fa che il nostro desiderio si sazi in una preghiera più ardente, in opere di carità più vere. Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua confessione, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi offerta perenne e gratita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eredi. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento dell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai regno con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie I peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie I peccati del mondo, dona a noi la pace. E con l'agnello di Dio e con colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dici soltanto una parola e io sarò salvato. Canto a pagina 141. Resta con noi, Signore.
sei frumento, Signor degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei il vino che germina ai vergini, sei per i deboli il pane dei forti. Resta con noi, Signore. Alleluia. Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio, tu solo hai parole di vita eterna. Resta con noi, Signore. Alleluia. Saremo fratelli alla mensa del Padre, saremo un cuore ed un'anima sola. Resta con noi, Signore. Alleluia. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto a pagina 103. Sei tutta bella nello splendore
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 27 aprile, Santa Zita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella solennità della Pasqua agisci per la salvezza del mondo, continua a elargire alla Chiesa la tua benevolenza perché, fedele ai tuoi comandamenti nella vita presente, possa giungere alla pienezza della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Noi siamo cristiani, ma per molti versi viviamo ancora nell'Antico Testamento. Come sapete, la nostra Bibbia è composta dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Vale a dire, da una parte c'è la parte antica che raccoglie quello che è stato scritto prima della nascita di Gesù, e nel Nuovo Testamento comincia con il Vangelo che parla della nuova alleanza che Dio ha stabilito con gli uomini per mezzo di suo Figlio. Anche l'Antico Testamento è buono, ricco di buoni insegnamenti. E tuttavia, quando dico che noi viviamo ancora nell'Antico Testamento, non è che sia una cosa buona. Significa che abbiamo ancora una visione autoritaria di Dio. Pensiamo a Lui come a un giustiziere, come al Dio delle guerre, della vendetta. Se invece vogliamo conoscere in modo autentico lo Spirito di Dio, noi dovremmo sempre, come prima cosa, fissare lo sguardo su Gesù, proprio come dice Gesù: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi quando ci poniamo qualche domanda astratta su Dio, non andiamo in cerca di risposte filosofiche, ma cerchiamo di ricordarci come Gesù è vissuto e come si è comportato, perché questo è l'unico modo in cui possiamo conoscere Dio. E faccio anche un esempio. Se vuoi sapere come Dio si comporta con i peccatori, guarda come Gesù si è comportato con i peccatori. E questo vale anche per tutte le altre domande su Dio che ci vengono in mente. Se vuoi una risposta, guarda a Gesù. Gesù è la risposta alle tue domande su Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla comunità del Vangelo, voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera, di ascolto del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Immersa nel grembo di Maria, trova ristoro l'anima mia, strappa la mia vita dalla morte, madre dei poveri, conforto dei miseri. Sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. La madre che cercavo l'amore che aspettavo è in te, Maria. Abbandonata nelle tue mani, la vita mia riposa nella pace. Preghiera a Santa Zita Vergine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Zita, Vergine umile e devota, che hai dedicato la tua vita al servizio degli altri, intercedi per noi davanti al Signore.
Tu che hai vissuto nell'oscurità della povertà, con la luce della tua fede ispiraci a vivere con umiltà e generosità. Santa Zita, custode dei poveri, aiutaci a imitare il tuo esempio di carità, guidaci lungo il cammino e insegnaci a servire gli altri con amore. Preghiamo perché la tua intercessione ci porti la grazia di una vita santificata e che possiamo dedicare ogni nostro gesto al servizio del Regno. Santa Zita, ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno, affinché possiamo vivere secondo la volontà del Signore, sulla terra e per l'eternità. Amen. Santa Zita Vergine, prega per noi e per il mondo intero. Regina Celi letare, Alleluia. Quia meruis di portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Regina Celi letare, Alleluia. Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum, Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.